Samugheo vive ancora una volta dopo 29 anni quello che è il suo carnevale ancestrale, che non ha solo le funzioni di dare spettacolo agli utenti che sono arrivati o agli ospiti che sono giù in piazza per vedere la sfilata, ma si traduce in qualcosa di più, di molto più profondo. È una trasmissione di valori, di identità, dalla quale deriva anche per un certo qual modo il nostro modo di vivere. Noi stiamo cercando di preservare questa identità, anche perché per quello che ci circonda sono valori fondamentali e valori che vanno custoditi anche per certi aspetti in maniera gelosa. La presenza di tantissimi bambini sta a significare che oggi non si traduce semplicemente in uno spettacolo, ma si traduce in un mandato alle nuove generazioni che stanno per arrivare.